Bene, buonasera, bentrovati per l'ultimo appuntamento. Dispiace a me e all'amico Michele Gottardi di questo ritardo, di questo intervallo che non è determinato dalla nostra volontà o dai nostri impegni o da nostro scarsa partecipazione, ma da questo dispettoso virus che continua a girare, insomma, per fortuna facendo dei danni molto, molto più leggeri che al suo inizio. Allora, bisognerebbe un po' ricollegare alcuni fili dei precedenti incontri, perché il salto cronologico è questa volta abbastanza impegnativo. Michele Gottardi si soffermerà su due momenti così importanti del trapasso, di due date storiche, no? Decisive, che indicano dei cambiamenti profondi, questo rapporto che abbiamo detto così stretto tra eventi significativi e cambiamenti, no? Nella società, nella cultura e anche, come vedremo oggi, negli usi della memoria, cioè come la gente nell'immediato presente e poi in tempi un po' più lunghi elabora gli eventi e li racconta e li dispone in un certo modo. Allora, oggi parleremo di due date storicamente determinanti, anche per l'aula, per la sala in cui ci troviamo. Il 1797, la caduta della Repubblica, l'instaurazione a Venezia di una Repubblica democratica, per cui ci saranno tutti dei giochi di specchi che sono stati studiati da diversi punti di vista, il teatro per esempio, no? La musica, la pubblicistica, perché c'è anche il giornalismo che comincia a manifestarsi in quegli anni, i giochi tra la Repubblica aristocratica e privilegiata di allora e finalmente la vera Repubblica, cioè la Repubblica degli uguali, la Repubblica che è per sua definizione democratica. Come poteva esserci una Repubblica aristocratica, una repubblica che ha il privilegio, dicevano questi rivoluzionari, il privilegio dei nobili? Non può essere una vera repubblica, è una finzione di repubblica, però ci sono dei rapporti che legano questi due momenti. E poi vedremo l'altra data, e quindi Michele Gottardi collegherà questi due momenti, il 48, in cui Venezia, lo dirà lui, ma lo dico proprio in 2 minuti, dopo aver attraversato delle fasi, questa brevissima di 6 mesi, di una specie di autonomia, sebbene all'interno di un protettorato francese, delle repubbliche nuove, insomma, che seguono l'arrivo di Bonaparte. Poi, col famoso trattato di Campoformio o Campoformido, quello che fa sdegnare Foscolo, no? Per il tradimento dell'ammiratissimo fino allora giovane generale francese, 7 anni in cui Venezia entra nell'orbita austriaca, diventa parte del dominio, impero delle terre di Casa d'Austria. Ma dopo, nel 1806, un periodo abbastanza lungo, è tutto relativo, 8 anni, fino al 1814, in cui Venezia è di nuovo francese, ma non della Francia repubblicana portatrice della rivoluzione, ma dell'impero napoleonico. Le terre venete costituivano dei dipartimenti, cioè delle regioni, come c'erano in tutta Europa, dell'impero francese. Anche se c'era una capitale di questo regno d'Italia all'interno dell'impero francese, che però non era Venezia, era Milano, e qui comincia una diatriba, un conflitto decisivo per l'Ottocento tra la potenza, il prestigio culturale, economico che assume Milano e una decadenza di un certo tipo, insomma, di Venezia. E c'è proprio a questo proposito il 48 che sembra costituire un momento di rivincita, no? Di questo destino, potremmo dire, di crisi. Non useremmo più il termine decadenza che si usava fino a un po' di tempo fa, ma di impoverimento, di estraniamento da Venezia rispetto ai flussi della storia, dell'economia, della cultura e di tante altre cose, no? Italiane ed europee. Il 48, la rivoluzione.
che a sua volta si ricollega dunque con 1000 fili sotterranei al 1797, e pensiamo a Manin, anche qui, a un ripensamento della secolare esperienza del governo della Repubblica aristocratica. Quindi ci sono tutta una serie, per così dire, di tessere, di un mosaico complesso che si possono comporre. Bene, allora a questo punto io ringrazio Michele Gottardi, che conoscete benissimo. Michele Gottardi si è proprio occupato, come studioso di storia, dei temi di cui ci parlerà questa sera. L'ha fatto in un libro che, ahimè, dopo 30 anni, però resiste ancora, perché poi non c'è stato scritto più nulla di così approfondito sull'argomento. Un film dedicato proprio all'Austria a Venezia. No? Scusa, un film, perché questo era il secondo, è un lapsus, penso troppo velocemente, insomma. Poi l'altro tema e l'altro campo di lavoro su cui Michele ha dedicato i suoi sforzi è proprio quello del rapporto tra cinema e storia, cinema in generale, ma anche tra il cinema e la storia veneziana, e ha diretto appunto degli istituti di cultura veneziani, tra cui anche questo che oggi ci ospita. Quindi grazie. Io, come da contratto, per così dire, no? Noi facciamo tutto gratuitamente, ma insomma come da dovere ho occupato i miei 5-8 minuti, e Michele, grazie, ti ascoltiamo. Grazie a voi. Grazie ad Alfredo Viggiano, che anzi colgo l'occasione per ringraziare per la sua direzione del corso. Ho messo insieme due date, non perché voglia ricorrere ai fazzoletti dei venetisti né alla nostalgia di chi auspica il leone trionfante, e vediamo qui in questi giorni cosa voglia dire avere i rigurgiti, come dire, della storia da tanti punti di vista. Quindi non vi racconterò i soliti aneddoti di Ludovico Manin piangente che regalava il corno dogale al servitore di passaggio, o a ti con nu con ti, secondo la tradizione appunto degli istriani e dei dalmati, nella loro fedeltà, peraltro assolutamente vera e realistica. Cerco invece di parlare di elaborazione del lutto. Cerco di dirvi, di ricostruire insieme a voi quella che Piero Del Negro aveva definito la memoria dei vinti, ovvero la pubblicistica che ha investito sia da parte aristocratica che da parte, chiamiamo così, più borghese, la caduta della Repubblica, e vedere come essa si sia saldata o non si sia saldata con l'esperienza poi liberale e nazionale fino a tutto quanto corre intorno alla figura di Daniele Manin, che, se posso dire, è stata una delle figure più travisate nella storia di questa città e di questo paese, financo a essere chiamato a intervenire contro i sacchi a pelo. E qui apro una parentesi, che voi vedo che, come dire, avete un'età per cui sapete di cosa sto parlando, ma poi sarò anche più esplicito. Parto da una lettera che il confessore delle monache di San Giovanni di Torcello, Agostino Corrier, riceveva da una delle religiose di quell'istituto, Sor Marianna Varè, 12 maggio 1797, è la data infausta. Una grazia grande desidero da ella, giacché è nome partita da Venezia, di sapermi dire col mezzo di 2 righe se è vero che dopo conseggio è stata una grandissima ribellione per tutta Venezia, e ciò per nostra quiete. Il padre Corriere replicava lo stesso giorno: non fu ribellione quella di oggi, ma vera insurrezione disordinata popolare, che spero col terminare della giornata avrà il suo fine. Tutti gridano viva San Marco e vanno qua e là per la città con armi da fuoco e da taglio. Sino alla mia partezza si rispettano le vite delle persone, non so cosa possa succedere nell'indomani. Raccomandi vivamente il Signore la patria e i cittadini, onde ognuno si contenga nel proprio dovere e vadano le cose per buona strada. Di più non ho da dirle, la ricordo nelle mie preghiere, eccetera. E questa è storia, e questo è documento. Circa un secolo dopo, nel 1910, uno scrittore
toscano Mario Pratesi dava un'altra versione di quella che doveva essere stata l'opinione popolare, forse più ingenua, forse più schietta intorno alla municipalità. In una novella, La dama del minuetto, Pratesi immagina che un patrizio, un certo Almorono Garigo, ritiratosi in una villa della terraferma per mettersi a riparo appunto dalla borrita democrazia, e Nane, il suo fidato servitore, tra questi due personaggi abbia luogo questo dialogo. Il servitore è appena rientrato da alcune commissioni svolte nella ex dominante, siamo nell'estate del 97, quindi sono passati un paio di mesi, anche 3 mesi dalla fine della Repubblica. Venezia non si riconosce più, eccellenza, le monache sono tutte scappate e i francesi hanno cambiato in conventi in tante caserme. Han piantato in piazza l'albero della libertà, un albero più alto del campanile, tutto pieno di bandiere rosse, di berretti rossi. Qui, per conto mio, c'è una certa evocazione del pericolo socialista del 1910. Di sciabole e di fucili, ci ballano intorno come tanti matti, non si sentono più le campane a Venezia, ma cannonate e tamburi. Cannonate? Tirano le cannonate? Ma no, non mica a Venezia, al Lido. Fanno gli esercizi, ma i cannoni sono piantati in campo San Stefano e in campo San Polo. Hanno certe bocche nere da far paura. Si vedono passare su quei ponti i battaglioni francesi con le bandiere tutte stracciate, perché non hanno bessi per rifarle nuove. E non si sente che gridare: viva i francesi, viva Napoleone, viva la libertà, viva Bruto, viva Baiamonte. Che poi, chi siano Baiamonte e Bruto? Io francamente non lo so davvero. L'ho domandato a uno che lo gridava, ma neppure lui lo sapeva. Sono forse, eccellenza, 2 generali francesi? Ora, è chiaro che Bruto e Baiamonte Tiepolo sono invece 2 alfieri della libertà nella lettura tardo-romantica. Bruto perché aveva fatto fuori Cesare e quindi aveva, riportato, cercato di riportare la Repubblica a Roma, e Baiamonte Tiepolo, che secondo le 2 letture, quella che voleva fare una signoria della Repubblica e quella che invece voleva renderla più democratica, nella lettura ottocentesca è prevalsa quella appunto più leggendaria, e quindi che fosse un eroe, un alfiere della libertà. Dunque, ho citato questi 2 estremi perché è tra il 1797 e la vigilia della Grande Guerra che si svolge la prima fase della riflessione storico-letteraria sulla fine della Serenissima. Ed è un ripensamento che ha luogo prima di tutto all'interno del patriziato, una elaborazione del lutto, dicevo prima, da parte dell'antica aristocrazia che vorrei dire ancora oggi per certi versi non si è ancora completata. Paul Ricoeur, che ha scritto cose molto importanti sul temi della memoria e dell'oblio, ricorda come generalmente esista una forte difficoltà nel conciliare assieme la memoria come esperienza individuale e il fenomeno collettivo e sociale. E ciò porta spesso a una rappresentazione della realtà assolutamente personale, per cui si nega la storia, si nega l'esperienza storica, si nega la dignità della storia. E anche in questi giorni abbiamo avuto degli esempi evidenti nelle dichiarazioni pubbliche. Nel caso della caduta della Serenissima, le meditazioni prodotte dai patrizi sono state poi riprese e rielaborate da una certa letteratura, quella appunto che ha dato luogo a tutte le leggende, a tutti i feuilleton, Fornaretti, Ponte dei Sospiri, Bravi, eccetera, eccetera, poi la musica lirica, Byron, Verdi, fino al cinema, che poi appunto ha molto preso questo serbatoio, attinto da questo serbatoio negli anni 30-50 del Novecento. Questo tipo di disamina, come dicevo, nasce all'indomani del voto del Maggior Consiglio, in cui il ceto patrizio, come si disse allora, al fine di preservare, come scriveva Cristoforo Tentori nel 1799, al fine di preservare incolumi la religione, le vite, le proprietà di tutti questi amatissimi abitanti, adotta il sistema del proposto provvisorio rappresentativo governo, trasferendo quindi tutti i poteri alla municipalità democratica. La pubblicistica di questi primi mesi insiste verso 2 aspetti principali. Il primo,
E se il primo, vi dicevo, inizia a dare risposte attorno ai molti perché di una fine da tempo annunciata, almeno dalla pace di Aquisgrana nel 1748, che è il primo momento, diciamo, in cui viene posta la neutralità disarmata sul tavolo. Dicevo, se da una parte c'è questa ricostruzione storica, dall'altra c'è invece una sorta di personale ricostruzione dei fatti molto apologetica che nasce all'interno del patriziato con l'intento di giustificare, se non gli ultimi, quantomeno l'insieme della classe dirigente. E un'ampia produzione letteraria, dicevo, che a volte è rimasta anche inedita, come le memorie di Ludovico Manin, che sono state pubblicate poi molto dopo. Però se, come spesso si può fare ricorso soprattutto all'archivio del Museo Correr, lì dove Cicogna ha raccolto molte cose saccheggiando qui e lì e mettendole da parte, è facile trovare qualche lettera, qualche memoria, qualche appunto che ritorna su questo tema. Per esempio, l'abate Michele Colombo, che è un abate abbastanza noto in quel tempo, aveva avuto molti corrispondenti, tra cui lo stesso Carlo Gozzi, aveva inviato una lettera il 10 giugno del 1797, fornendo un quadro addirittura idilliaco del nuovo governo. Qui al presente non abbiamo più né doge né collegio né senato né maggior consiglio, è tolto del tutto il passato governo aristocratico e ognuno degli ex nobili è diventata una parte individuale della democrazia, voluta da tutti gli ordini di persone, non esclusi gli ebrei. Abbiamo una municipalità provvisoria da cui ogni giorno emanano decreti ed istruzioni per farci felici. Siamo tutti cittadini ed amici, tutti portiamo la coccarda italica, simbolo della recuperata libertà ed eguaglianza. Ed è una consolazione vedere per le strade e per le piazze come tutti si baciano, si salutano e si professano un amor di fratelli. Insomma, sembra l'Eden, sembra l'utopia socialista realizzata. E ecco, questo tipo di pubblicistica ovviamente dopo un po' comincia a venir meno e prevale soprattutto quella legata al secondo filone, quella che dicevo prima, autoapologetica, pamphlet pubblicati, scritti e pubblicati da patrizi veneziani che cercano di autogiustificarsi. Tommaso Condulmer, Niccolò Morosini IV, lo stesso Francesco Pesaro e altri, di cui adesso magari velocemente cerco di darvi qualche notizia. Il cittadino Tommaso Condulmer, agli amatori della verità, ad esempio, è l'opuscolo che l'ex luogotenente del provveditore generale delle Lagune, Elidi, dà alle stampe in quei giorni. Condulmer scrive per un motivo molto semplice: doveva scacciare l'onta di essere stato un traditore. E ripercorre quindi le tappe della caduta senza esimersi da formulare critiche, traspare qualche giudizio sulla mollezza dei costumi della classe dirigente. Sapete che c'era un filone all'interno dello stesso patriziato che diceva che l'inaridimento demografico era colpa del troppo lavoro, della troppa insistita attenzione verso le cariche pubbliche, per cui i patrizi non si erano sposati, non facevano più figli, non mettevano su famiglia, si occupavano solo della Serenissima e siccome molti rami di queste famiglie si erano esauriti e alla fine c'era proprio un problema demografico prima che strutturale della classe dirigente. Quindi mollezza dei costumi, debolezza e tardività delle disposizioni militari, mai proclamato lo stato di difesa, anzi lui aveva cercato di metter mano e di difendere le lagune, ma poi era andata come si sapeva. E conclude così: potevamo essere perfettamente d'accordo nell'opinione meritata dall'antico aristocratico governo, nel senso di dolore dei sommi suoi vizi, nell'ardente brama di quell'utile riforma, quella che in realtà non c'è quasi mai stata a Venezia, no?
che la sola poteva tutti correggerli e sradicarli, ma le mie azioni, sinché la nazione non aveva legittimamente spiegata la sovrana sua volontà di sostituire altra forma di governo, dovevano essere in opposizione. Se tali non fossero state, io dovrei essere considerato il più vile dei traditori, capace di tradire ugualmente l'aristocrazia e la democrazia. Cioè, se non sono rimasto fedele, se non potevo rimanere fedele al mio Stato, cioè alla Repubblica, qualsiasi altra scelta sarebbe stata altrimenti vile e sarei stato un traditore comunque, non ero affidabile. Un tema che poi troveremo anche in altri che pure servono sia ai francesi che agli austriaci, questa continuità fisica, insomma. La lettera apologetica di Niccolò Morosini IV, Patrizio Veneto, venne scritta invece il 29 giugno del 97 dallo Scoglio di Selve, è un'isoletta della Dalmazia tra Lussino e Zara, dove si era rifugiato, e pubblicata poco dopo a Venezia. Anche questo, che aveva avuto degli incarichi, era stato una specie di comandante della piazza, e anche lui voleva controbattere le accuse di codardia, dimostrando nel contempo l'impossibilità di salvare la patria. E anche lui, dopo aver ripercorso le tappe militari e politiche degli ultimi anni della Repubblica, concludeva: dicano ora i miei buoni concittadini, che pur sono la maggior parte dei veneti infelici, e l'Europa tutti, se io, chiamato negli ultimi momenti, senza che aver potessi idee chiare dello stato degli affari fino allora a me necessariamente affatto ignoti, così circoscritto, circuito da palesi e da occulti controcooperatori e tergiversato, potevo io difendere la patria? E se dietro a tutto ciò potrei ora tornare nel suo seno, mentre langue usurpata ed oppressa da sleali figli cooperanti, alcuni dei più beneficati fin dalla culla e colmati d'onori dalla estinta aristocrazia, e qui l'accusa è soprattutto ai Barnabotti, che erano stati. I Barnabotti, voi sapete, erano i cosiddetti patrizi poveri, sostenuti dalla Repubblica, prendevano questo nome perché erano concentrati per la maggior parte intorno alla zona di San Barnaba ed erano sempre stati sostenuti perché la Repubblica aveva chiaramente molto interesse, welfare che funzionava, a tenere buona quella parte di aristocrazia povera perché non gli si rivoltasse contro. Però questi sono i primi che poi aderiranno al governo democratico. E Morosini in realtà era ampiamente impopolare tra i democratici e come testimonia una risposta, sarebbe da pronunciare in chioggiotto, ma ve la cito un po' così, in modo un po' più, cerco di essere in modo un po' più aulico, la risposta che ha dato un cittadino Barcariol al sfoggetto che ha mandato alla municipalità un amico di Niccolò Morosini IV. È un divertentissimo e colorito saggetto in cui Morosini viene schiantato dalle critiche che gli vengono mosse e fa appello alle più alte e sane tradizioni veneziane. Oppure lettera all'empio aristocratico Niccolò Morosino, da parte di un ingenuo amico del popolo sovrano. Insomma, Niccolò Morosini non aveva lasciato un grande rimpianto, ma sicuramente l'intervento politicamente più importante tra tutti questi è la lettera scritta dal cavalier Pesaro al signor Tommaso Gallino. Francesco Pesaro era stato uno dei patrizi più in vista di una famiglia importante, peraltro, dell'ultima parte della storia della Repubblica, come testimonia Pesaro. Aveva avuto un cursus honorum gigantesco al quale mancava solo il dogado. Procuratore di San Marco, savio del Consiglio, bibliotecario marciano, riformatore dello studio di Padova, Pesaro era stato delegato dal Maggior Consiglio a seguire le trattative con il generale Bonaparte. Tuttavia il 1 maggio, quindi 10-12 giorni prima della fine della Repubblica, si era rifugiato anch'egli in Istria, fuggendo a bordo delle navi del nipote Lunardo Correr. E da subito ci si interrogò su questa fuga, no? Perché era fuggito? Per codardia o per prepararsi un ritorno, come poi in realtà fu?
a 2 mesi di distanza, Pesaro intanto cerca di difendersi dalle accuse mosse dall'avvocato Gallino, avvocato e municipalista, suo nemico personale da sempre, che lo aveva molto attaccato durante la municipalità, arrivando persino a cercare di sequestrargli i beni. E contestando la fama di traditore della patria e traditore e nemico del popolo. In realtà, a guardare quello che accadde dopo, Tommaso Gallino non aveva tutti i torti. 2 anni dopo, nel 99, Francesco Pesaro tornò a Venezia e si fece dare una sorta di delega come commissario straordinario di governo. Cioè lui cosa fa? Sta in Istria, va a Vienna, si accredita come una sorta di uomo d'ordine, torna a Venezia e fa le peggiori purghe che forse neanche Radeschi in percentuale, essendo stato pochi mesi. E poi fece un colpo, passò a miglior vita e, come scrisse qualche funzionario governativo, passò a miglior vita per, cito a memoria, per la gloria dell'Augusto padrone, ma non il Padre Eterno, ma l'imperatore, perché così si erano tolti di mezzo uno scomodissimo che aveva fatto deportare in Ungheria alcuni di quelli che ormai vivevano tranquillamente in disparte, ma che erano stati i più acerrimi nemici suoi. Esempio di come poi Francesco Pesaro, le ricordi di Francesco Pesaro doveva passare in fretta. Un gruppo nutrito di patrizi, amici e suoi compagni di governo, chiese ad Antonio Canova di fare un sepolcro. Raccolsero dei soldi, Canova in quel periodo stava a Roma, e poi la cosa non andò in porto e di quel sepolcro rimane solo un modelletto di legno che è il Correr. E perché era diventato talmente scomodo questa figura che non valeva nemmeno la pena di celebrarla da morto. Quindi vedete che, come dire, la memoria era un problema che valeva sia per chi era rimasto che per chi non c'era più. Dicevo prima dei patrizi Barnabotti. Uno di questi, Alessandro Balbi, molto poligrafo, molto prolifico, scrive le osservazioni storico-critiche sopra gli 14 secoli di Venezia e le opinioni democratiche, scrive vari pamphlet dove si scaglia contro gli inquisitori di Stato, contro il Consiglio dei 10, facendo forte, ed è una delle prime occasioni in cui appare all'interno del patriziato, una tesi che c'era da sempre, la cosiddetta leggenda nera, che poi nell'Ottocento avrà buon gioco a partire dall'Histoire de Venise di Pierre Daru, 1819 se ricordo a memoria. La storia della Repubblica di Venezia, Daru era un uomo di Napoleone, un suo ufficiale che darà eco al fatto che a Venezia, come si diceva da sempre, come gli spagnoli, i francesi hanno detto da sempre, esistevano, come dire, due poteri. È una leggenda nera, ovviamente, nulla di vero, una contro leggenda. Se da una parte si diceva che invece Venezia era il luogo dove i vari poteri si controllavano uno con l'altro, e sapete che qui c'è il mito, no? Che la Costituzione americana abbia avuto un'influenza guardando quella veneziana, anche qui sono teorie probabilmente anche possibili, ma di certo non comprovate. Ma dicevo, dall'altra parte c'è questi due poteri paralleli che per la prima volta vengono appunto contrapposti e questa strettissima oligarchia che in realtà controllava il Doge e il Maggior Consiglio. Con l'arrivo degli austriaci, nel gennaio del 1798, in attuazione del Trattato di Campoformido, questa pubblicistica non viene meno, diciamo si riduce, ma continua almeno per un altro paio d'anni. Ma oltre a, cito soprattutto la memoria che può servire alla storia politica degli ultimi 8 anni della Repubblica di Francesco Calvo Crotta, che era stato savio di terraferma, quindi una carica importante nella Repubblica, ma soprattutto cito 2 esempi rimasti inediti o quasi inediti.
le memorie del dogado di Lodovico Manin e l'istoria di Venezia dal 1761 al 1816 di Girolamo Ascanio Molin. Le prime di Lodovico Manin sono uscite in un'edizione curata da Attilio Sarfatti e pubblicata da Ongania solo nel 1886. Scritte all'inizio dell'Ottocento, escono più di 80 anni dopo. Ludovico Manin aveva una maledizione di essere stato un imbelle, un deficiente, diciamolo pure. In realtà poi non fu nemmeno così, fu anzi una persona di una grande generosità, lasciò moltissimo. Voi sapete che all'origine dell'IRE c'è l'Ascito Manin. L'IRE è questa istituzione che oggi ha cambiato nome, ma che da sempre assiste a questo compito assistenziale. Nasce proprio primissimo l'Ascito da un legato di Ludovico Manin. Famiglia ricchissima, pensate alla villa di Passariano, pensate alla sede della Banca d'Italia a Rialto, che è il Palazzo Manin originario. Però, come dire, le cronache narrano che quando Manin passeggiava all'inizio dell'Ottocento e veniva riconosciuto dai barcaioli, veniva insultato dal canale alle Rive come se fosse stato, ripeto, l'artefice della caduta della Repubblica. E le memorie durante, ecco, vedete, a volte gli anniversari servono anche per questo. Nel 1997, 200 anni dalla caduta della Repubblica, sono stati fatti vari convegni, mostre e soprattutto si è dato anche spazio a delle pubblicazioni, tra cui finalmente un'edizione critica pubblicata da Dorit Reines, se non ricordo male, delle memorie di Ludovico Manin. È una sorta di testamento, no? Di tutta l'aristocrazia. Quando Manin scrive: le vicende fatalissime alle quali andò soggetta l'amatissima mia patria mi hanno offuscato qualunque si fossero le facoltà intellettuali. Mi adatto però con la dovuta cristiana rassegnazione a quanto i divini imperscrutabili giudizi hanno permesso e ringrazio Sua Divina Maestà di avermi levato da un posto per il quale ho avuto sempre una nota insuperabile alienazione. Sembrano certi papi che sono fatti papi, come dire, contro la loro volontà, che accettano, come dire, una sorta di destino superiore del quale peraltro potevano essere graziati e farne a meno. Quanto a Girolamo Ascanio Molin, ex inquisitore e poi direttore anche della polizia austriaca, prima affida la difesa del patriziato a un poema rimasto pressoché clandestino, Venezia tradita, che poi lui stesso aveva bruciato in molte copie nella sua villa di Bassano perché aveva paura delle vendette della municipalità e dei francesi, e poi ha lasciato definitivamente inedito nelle mani dell'amico Angelo Giacomo Giustinian Recanati, e negli eredi di Giustinian Recanati ancora si trova questo manoscritto, l'istoria di Venezia. Esatto. Io però sono riuscito a vederlo, perché ero entrato, come dire, la vecchia contessa, quella che è defunta mentre stavo studiando 30 anni fa queste cose, per la prima volta c'era un'antica contessa, antica nel senso anziana contessa, che mi aveva ben voluto e mi aveva fatto vedere, passò che poi è rimasto, ed è praticamente impossibile, devo dire che è scritto in modo anche molto difficile e un'edizione critica non sarebbe nemmeno fattibile perché sono tante memorie e fatti anche personali, però spulciando e trovando qui e là quello che si vuole trovare si evincono alcuni commenti importanti. Aveva, come tutta la scrittura, aveva un compito terapeutico per Molin e per il patriziato, ripercorrere tutta con le ultime vicende, no? E guardate che a distanza di anni, in questi più intelligenti esponenti dell'antica aristocrazia non erano nascoste, non si erano negate le cause e le colpe di 50 anni almeno di malgoverno, perché quando scoppiano gli eventi
si pensa sempre all'ultimo fatto, ma poi bisogna andare indietro negli ultimi anni e vedere che cosa era successo prima, no? E quindi, insomma, ecco, anche da questo punto di vista capite che continua anche dopo l'arrivo degli austriaci. Arrivo velocemente alla Restaurazione, meglio al Congresso di Vienna, per dire che poi nel 1814 qualcuno ancora si ricorda, prova, fa un tentativo, ma magari vediamo se rinasce una parvenza di Stato autonomo attorno a Venezia, le lagune, la fascia adriatica. E così nel 1814 appunto ci scrive un pamphlet che viene mandato, una memoria che viene mandata a Vienna, qual essere dovrebbe il destino degli stati veneti. E è ancora una volta Balbi, che abbiamo citato prima, a scriverla, e in questo destino ricorda il giuramento di fedeltà fatto all'Austria nel 1798, ma ricorda anche che fu un giuramento strappato. Ma quel giuramento fu poi all'origine invece della sottomissione, perché l'Austria disse: noi non vi abbiamo conquistati, siete venuti voi a giurare fedeltà alla corona imperiale. E con questo il discorso fu chiuso a Vienna e per i 60 anni successivi. Ultima citazione, per dirvi come la memoria dei vinti poi passi attraverso un senso dello Stato e una continuità quasi fisica da parte di questi esponenti. Giuseppe Giacomazzi, segretario del Senato e conte dell'impero, nel 1838, a 86 anni, in alcuni suoi appunti, in alcune sue memorie conservate anch'esse da Cicogna e ora al Museo Correr, passato attraverso incarichi sia nel primo governo austriaco, poi con i francesi e poi con la Restaurazione, con il secondo governo, a distanza di quasi 40 anni non aveva dubbi. Tuttora deploro amaramente la perdita della Repubblica. Cioè uno che ha dato una consistenza, un uomo delle istituzioni, che ha governato, che ha accettato per il bene pubblico di passare attraverso 4 governi successivi, non ha dubbi a guardarsi indietro. Viceprefetto napoleonico, magistrato asburgico, ha difeso l'idea dello Stato veneto indipendentemente da chi fosse il sovrano. E ancora una volta, nei suoi appunti sofferti, sotto tiro il nodo della neutralità disarmata e quello di una classe dirigente ormai incapace di far fronte agli eventi. Una fine annunciata, forse inevitabile, ma non per questo meno dolorosa per un'epoca che Giacomazzi definisce ancora oggi memorabile. Ecco, memorabile, un'epoca degna di memoria. È esattamente quello che scrive qualche anno dopo Carlo Altoviti, personaggio nieviano, e come gli altri personaggi usciti dalle confessioni di un italiano. Gli anni sono passati, ma voi sapete che le confessioni di un italiano sono ambientate proprio in quel momento di passaggio che va tra la Repubblica e il governo austriaco. Io nacqui veneziano al 18 settembre del 1775, giorno dell'Evangelista San Luca, e morrò per la grazia di Dio quando lo vorrà morrò italiano quando lo vorrà quella provvidenza che governa misteriosamente il mondo. È l'incipit celeberrimo delle confessioni di un italiano. Così esordiva Nievo. Sapete che le confessioni vengono scritte prima del 1861, Nievo muore sprofondando nel terreno, tornando dall'impresa dei 1000, e poi verranno pubblicate postume nel 1867.
il riferimento però è alla dimensione nazionale, alla dimensione italiana. Come si è evoluta la coscienza veneziana e veneta, se vogliamo dire, in questi 50-60 anni? Abbiamo lasciato alla restaurazione ancora con le memorie apologetiche e ora troviamo una testimonianza tutta tesa verso l'unità d'Italia. Si potrebbe pensare che in fondo il Veneto, sempre attento a salvare la propria pelle, come ricordano i famosi esempi di un film che La grande guerra di Monicelli, no? Il Veneto alla fine Francia o Spagna purché se magna, e però non è proprio stato così, e soprattutto il Veneto non è il veneziano, e non per snobismo del veneziano in questo caso. La questione dell'unità d'Italia, se non dell'intera Italia, quantomeno di Venezia e della sua terraferma, era stata già posta diverse volte nel corso dei primi di quei 70 anni di dominazione straniera. Il primo a porla la questione nazionale è, a mio avviso, Ugo Foscolo, e non solo perché Giovinetto, come ricorda la lapide in Campo delle Gatte, viveva lì e corrugato e fosco andava a partecipare alle sedute della municipalità democratica. Ma la questione era già stata posta nei sepolcri, almeno nella edizione del 1807, quando già aveva identificato come Santa Croce il luogo delle vestigia nazionali nei sepolcri, no? E la patria, come aveva ricordato nell'Ortis, era già stata tradita più volte. Era stata tradita dalla congiura interna, quella all'interno della municipalità, nell'ottobre, mentre si firmava a Campoformido, l'ottobre del 97, era stata tradita da Napoleone, che ai comizi di Lione del 1802 aveva chiamato a raccolta i patrioti italiani, i quali si aspettavano che gli consegnasse l'Italia, mai così unita dal tempo dei Longobardi, e invece aveva detto: vi ringrazio, io sono re d'Italia, collaborate con me. E abbiamo testimonianze anche di molti patrioti che tornano a Venezia delusi dopo il 1802. E poi fuoriusciti, rientrati, erano stati tutti accomunati in qualche modo dalla condizione dell'esilio, una condizione, un'istituzione, vorrei dire, quella dell'esilio, volontario e politico, dalla patria e dei sentimenti, che doveva essere proprio fatta risalire a Ugo Niccolò Foscolo. Sarebbe stato proprio Carlo Cattaneo a definire la responsabilità dell'esilio in Foscolo. Alla vigilia del congresso di Vienna, in quell'uomo adulto e sradicato, la scelta dell'esilio, aveva scritto Cattaneo, dava a lui una dignità e all'Italia una nuova istituzione, quella dell'esilio appunto. All'origine dell'esilio quindi vi era un'altra considerazione che il Carlino di Nievo aveva sottolineato. Venezia non era più che una città e voleva essere un popolo. Nievo descriveva così la fine dell'esperienza della Repubblica Marciana e quella della Repubblica della Municipalità Democratica, ma pensava anche a quello che era stato il fallito tentativo della Repubblica di Manin di una quindicina di anni prima. Perché? Perché guardata con sospetto per i suoi trascorsi da dominante all'interno del Veneto e i casi come quello che vi ho citato della memoria durante la restaurazione, il congresso di Vienna, c'era un altro di Giovanni Bembo, Venezia non viene creduta quando dice che vuole lavorare per il Veneto. Quando la Municipalità Democratica di Venezia dice ci unifichiamo tra tutte le municipalità, gli altri dicono no grazie, stiamo da soli. Quando Manin cerca di unificare il Veneto ci riesce solo i primi giorni, poi anche per le controffensive di Radeschi e degli austriaci, ma anche per la diffidenza che c'era nei confronti di Venezia, questa cosa finisce male. Eppure c'erano stati molti episodi da subito di patriottismo nazionale e italiano. Vi ricordo il banchetto di Fratta Polesine al giorno di San Martino l'11 novembre 1818,
quella della Boie, no? I primi carbonari che vinsero un viaggio allo Spielberg, per alcuni di loro un viaggio di sola andata, per molti per fortuna anche di andata e ritorno. Un gruppo di carbonari che a Fratta Polesine organizzano un pranzo in nome dell'Italia Unita. Ma torniamo ancora a quello che scriveva Nievo. Venezia non era più che una città e voleva essere un popolo. I popoli soli nella storia moderna vivono, combattono e se cadono forti e onorati perché certi di risorgere. E se questa frase ha una sintonia fortissima con un discorso pronunciato qui sopra. Un attimo di suspense. Un discorso pronunciato qui sopra, celebre discorso pronunciato da Niccolò Tommaseo il 30 dicembre 1847. Questo è un discorso al quale si vuole far risalire uno dei primi momenti dell'esplosione delle contestazioni anti-austriache a Venezia. Tommaseo è un socio dell'Ateneo, così come era socio Daniele Manin, e il 30 dicembre allora non si festeggiavano, si faceva attività anche sotto le feste. Il 30 dicembre Tommaseo, per rompere la censura, fa un discorso sull'importanza delle lettere. Fa un discorso ammantato di sapere letterario, in cui badate bene, esalta la legge austriaca contro altre leggi, Sabauda anziché di altri paesi, di altre nazioni italiane, più repressive. Ma lo fa in senso ironico, perché è vero che dopo la Restaurazione gli Asburgo avevano improntato una legge che doveva essere molto aperta, doveva incentivare i giovani scrittori, doveva dar spazio alle lettere e alle pubblicazioni, ma ovviamente gli intellettuali sono poco riconducibili al potere e all'idea governativa e quindi non si era fatto nulla. Prima di imporre la censura non si era semplicemente incentivata la produzione letteraria. E alla fine di tutto Tommaseo, che non era persona facile e neanche tanto ottimista di suo, conclude dicendo: mi sono fatto mallevadore che i veneziani conservano la memoria di se stessi, che qualunque sia l'avvenire sapranno meritarlo onorato, e già lo dimostrano infatti, perché la coscienza delle nazioni può dormire anni ed anni, ma finché essi non siano dispersi dalla faccia della terra non muore mai. Ed è, vedete, un po' il riferimento, no, che diceva Nievo: i popoli soli vivono, combattono e se cadono forti e onorati sono certi di risorgere. Non vi cito poi tutti i famosi episodi dei fratelli Bandiera con tutte le loro frequentazioni veneziane, il liceo di Santa Caterina, l'Arsenale, eccetera, eccetera. Non Domenico Moro. Potrei citarvi invece quello che accade a livello economico e politico all'interno di una classe dirigente che si era formata negli anni 40 a Venezia. Era classe di avvocati, di imprenditori che si erano fatti le ossa nella discussione sulla ferrovia ferdinandea, quella che da Venezia dovrà andare a Milano, anche se verrà completata dopo l'unità, e dove questi giovani avvocati erano riusciti a entrare in contatto con i loro omologhi lombardi. È così che Manin conosce Cattaneo, ad esempio. E si erano fatti una sorta di palestra anche in questo Ateneo, discutendo di molte cose, e poi ancora nel congresso degli scienziati nel settembre del 47. E molto si è detto anche della scelta di Manin della bandiera italiana con il leone in un angolo. Era normale allora, perché ogni città o regione che era insorta aveva scelto il tricolore, che era nato appunto sotto
le guerre sotto le repubbliche sorelle e poi nel Regno d'Italia napoleonico, avevano scelto il tricolore mettendoci il leone in fianco. E dunque il Viva San Marco era certo un riferimento alla Repubblica e a quanto c'era stato di antico e di giusto nel governo democratico, ma non era certo considerata nel senso che oggi si vuol dare a questo. Purtroppo, dicevo, la figura di Daniele Manin è stata derubricata molto spesso a enfant du pays, a gloria locale, utile perché quando organizzammo nel 2007, nel 150 anni dalla morte di Manin, abbiamo organizzato qui un convegno che era proprio il tema dell'esilio. E venne a darci il saluto un assessore molto famoso allora, che con un discorso degno di maggior foga disse che era venuto a rendere omaggio all'ultimo difensore di Venezia. Scusate se sorrido, ma quello stesso assessore era quello che aveva fatto la crociata contro i sacchi a pelo e contro i giovani con i sacco a peli, che aveva imposto le canzoni veneziane contro quelle napoletane in gondola e che ogni anniversario andava a rendere omaggio alla tomba di Manin. E questo è il peggior servizio che si possa fare a un uomo politico, perché lo si rende un poco più che una macchietta locale. Devo dire che per fortuna in quel giorno c'era qui Paul Ginsburg ed è grazie a Paul Ginsburg, scusatemi, ed è grazie a Paul Ginsburg che oggi noi abbiamo ricollocato la figura di Daniele Manin in un ambito più europeo, in cui i movimenti più ampi che dalla Polonia all'Ungheria all'Italia hanno sicuramente messo una maggior forza anche di quel movimento, che è stato poi un movimento federativo, perché Manin, quando va in esilio per vicende sue tristissime familiari, per un certo periodo non si occupa più di politica, quando riprende e accetta di entrare in un movimento più ampio, un movimento nazionale, la Società Nazionale con Giuseppe La Farina, accetta, ponendo però, dice va bene, scegliamo in Savoia, scegliamo l'unità d'Italia, ma poniamo poi, all'indomani della Costituzione del Regno, facciamo una grande assemblea costituente e decidiamo quella che deve essere la formula, quindi monarchia o repubblica, e se il paese deve essere unito o federale. Purtroppo morì nel 1857, non vide l'unità d'Italia. A Venezia ci arrivò da morto, come ben sapete. Ma e cito qualche altro caso prima di concludere. Ci sono tanti altri casi di persone che si formano all'interno della dimensione asburgica e poi scelgono, senza tradire ma per scelta di campo, scelgono l'unità d'Italia. Ne cito uno, una sorta di Garibaldi nostrano, Pier Fortunato Calvi da Noale. Oggi sapete che a Calvi Noale è di una frazione di Noale, era originario, ma Calvi fa tutta la carriera di ufficiale nell'esercito asburgico, studia al liceo Santo Stefano di Padova, entra nell'Accademia Militare degli Ingegneri di Vienna, il celebre Teresianum, e il padre è un commissario di polizia. Il nonno Pietro Vincenzo apparteneva ai cittadini originari, quelli che facevano i segretari del Senato, del Consiglio dei 10, del Maggior Consiglio, quindi uomo di istituzioni in qualche modo il nonno. Il padre accetta per vivere di fare il poliziotto, il direttore della polizia, e poi i Calvi vivono a Briana, vivono appena fuori Noale, perché evidentemente non volevano più mescolarsi un po' con questo tipo di realtà politica. Però il giovane Pier Fortunato decide di fare una carriera, è figlio di uomo d'apparato, decide di fare la carriera militare e poi a un certo momento decide che lui deve... Destinato a Graz il 9 novembre del 47, si dimette dal servizio il 7 aprile del 48, raggiunge Venezia via Trieste e qui sarà uno dei grandi alfieri della difesa di Venezia,
prima difendendo il Cadore, guardate che in Cadore è pieno di vie, Fortunato Calvi. Ecco, questo mi sono dimenticato. Quante vie e piazze Manin ci sono in Italia? Pochissime. Andate a vedere uno stradario francese, quante rue Manin, chiamiamole così, ci sono, a cominciare non tanto solo da quella dove è morto a Parigi, ma perché l'esempio di Manin è stato un esempio importantissimo per i repubblicani francesi. A Venezia ormai lo ricorda un monumento, il Campo, non ci sono più scuole intitolate a Manin, c'è un solo liceo in tutta Italia intitolato a Daniele Manin, a Cremona, perché c'era una legge prima dell'unità d'Italia per cui in tutta Italia una sola scuola poteva chiamarsi. Infatti il liceo Sarpi sta a Udine e poi dopo, solo molto dopo, venne nominata la scuola di Marina, di commercio, anzi, che oggi è l'Istituto Tecnico Commerciale. C'era qualche scuola elementare che è stata chiusa, insomma, di Manin, vorrei dire, e torno al discorso, invece di rendergli omaggio come difensore di Venezia, lo si fosse rivalutato prima, oggi forse non dovremmo fare questo discorso e affidarci, per fortuna, agli studi di Paul Ginsborg, voglio dire, ben vengano, ma si era persa le tracce anche per questo, capite? In Francia non si è mai persa la traccia di Daniele Manin. Così come in Cadore la figura di Calvi è popolarissima a livello di toponomastica e non solo. Calvi poi, perso il Cadore, viene qui, difende Venezia, poi fuggirà attraverso la Grecia, poi ritornerà in Italia e poi verrà arrestato mentre cerca di organizzare un moto, è uno dei cosiddetti martiri di Belfiore e il padre non lo vorrà mai più vedere, neanche da morto, appunto. Altri personaggi sono rimasti più famosi, Pietro Paleocapa, che è nel governo di Manin e poi finisce ministro con Cavour, Leone Pinkerle, altro esponente della comunità ebraica e ministro di Manin, che è fondatore delle Generali nel suo esilio parigino. Insomma, l'Italia in qualche modo era rappresentata anche durante l'esilio. Però quando Venezia arriva in Italia, nel 66, i giochi sono fatti. I giochi sono fatti significa che quei 6-7 anni di ritardo avevano fatto sì che la storia fosse già sbilanciata verso i Savoia. Non c'era molto della storia dei Savoia che poteva reggere la storia millenaria della Repubblica, onestamente, ma neanche quella di Firenze o di altri stati. E dunque nella dimensione della costruzione del mito di Vittorio Emanuele, che non è stata fatta solo da Mussolini, ma viene già fatta da Crispi e da De Pretis e da Crispi, nella costruzione del mito di Savoia esaltare una repubblica marciana poteva essere controproducente e dunque era meglio derubricare ancora una volta non solo Manin ma anche la storia di Venezia a luogo di congiure, luogo di appunto di congiure di palazzo, i due Foscari, i bravi. Sulla polemica dei bravi di Venezia si apre una grande pubblicistica nell'Ottocento, perché viene scritto un romanzo, Fenimore Cooper, quello che ha scritto a Ivanhoe, se non sbaglio, l'ultimo dei Moicani, aveva scritto un romanzo storico in cui pensava che ci fossero i bravi a Venezia. In realtà i bravi come sicari del Consiglio dei Dieci, che quando doveva ammazzare qualcuno di importante lo faceva eseguire da questi. Gli aristocratici, alcuni degli aristocratici scrissero dei pamphlet velenosissimi e contestatissimi, contestando appunto questa versione, dicendo che non era possibile, non era vero. Ma comunque la storiografia certamente era più sbilanciata verso i Savoia e anche questa scelta di correre molto sulla leggenda nera aveva sicuramente un senso. Sappiamo poi com'è andata, sappiamo il
il referendum del 66 che qualcuno ha chiamato la grande truffa, e sicuramente non fu così, ma fu un plebiscito certamente, con tutti i dubbi sui plebisciti, ma certamente Venezia entra in Italia. Venezia entra in Italia, ma dal 67, almeno alla nascita di Porto Marghera, della grande Venezia, Venezia rimane anche ai margini, perché ormai il triangolo industriale non è solo un triangolo industriale, ma è anche un triangolo di classe dirigente. Genova, Milano, Torino e Firenze hanno già espresso la classe dirigente di questo paese. La classe dirigente veneta avrà luogo dopo la Seconda Guerra Mondiale con la Democrazia Cristiana. Fino ad oggi noi abbiamo avuto un solo Presidente del Consiglio, Luigi Luzzatti, Presidente nel 1910-1911, in un breve parentesi dell'era giolittiana. Quindi i veneziani più vivaci che si dedicano al progetto della Grande Venezia pensarono ancora a lungo che il compito della città fosse quello di coordinare le energie regionali, ma ormai avevano perso il contatto con il resto della regione. Ormai i giochi non si facevano più a Venezia, si facevano a Padova, si facevano a Verona, forse a Udine per certi momenti, non a Venezia. E questo dice molto su quelle che sono state le conseguenze anche dal punto di vista della creazione di lobby. E se oggi ci lamentiamo che non c'è una classe dirigente, di cui ci lamentiamo tutti, noi stessi forse non siamo stati in grado di esprimere una classe dirigente di questa città e di questa regione, sicuramente è colpa nostra, ma sicuramente le colpe, come molto spesso succede nella storia, si perdono almeno a 100-150 anni fa. Grazie. Bene, grazie Michele. Io darei la parola a voi, ma prima vorrei fare un paio di, come consueto, insomma, un paio di punti, ecco, di sottolineature. Allora, la prima riguarda questo rapporto che c'è tra gli usi della memoria, no? Il recupero di una tradizione veneziana, ora letta totalmente in negativo, ora letta in altro modo, insomma, in qualche modo, in modo funzionale ai nuovi ordini, ai nuovi regimi che si succedono nel corso del tempo, e quindi mi soffermerò proprio 2 minuti su questa cosa qui e poi un'altra proprio più in generale sulle conclusioni che hai fatto, ma in realtà questi 2 punti sono collegati l'uno all'altro. Proverò a lasciare così questa cosa alla vostra riflessione. Allora, quando arrivano la prima volta gli austriaci, dopo il famoso trattato citato da Michele, dopo questa esperienza della municipalità democratica, del periodo giacobino, come dice qualcuno, una delle prime cose che fece il commissario militare, non quello politico, questo Pesaro che tu hai citato, che si chiamava il Feldzeugmeister, il generale, uno dei, non era ancora generale, era un colonnello dell'armata asburgica. Fu 2 decreti proprio all'inizio del 98 che dicevano una cosa strana, un paradosso, apparentemente una stramberia politica, e cioè diceva: bene, adesso noi non imponiamo le leggi che già sono in corso in molti luoghi del nostro dominio, magari in luoghi abbastanza vicini, il Tirolo, la Carinzia, dove già c'erano da tempo, no? Delle leggi che regolavano la polizia, il fisco, l'economia, tante cose, no? Importanti. No, ma come una sorta di appeasement o di cambio di passo rispetto ai francesi, che avevano ovviamente stravolto tutto, cambiato tutto, cancellato ogni traccia della legislazione, delle norme veneziane. Questo Von Wallis dice: bene, d'ora in avanti sono in vigore
tutte le leggi che erano in vigore fino al 1° gennaio del 1796. Ma come? Non c'è più la Repubblica, ma sono in vigore le leggi della Repubblica. Sì, non solo le leggi della Repubblica, ma anche, perché questo voleva dire proprio questo, non solo le leggi del Senato e del Maggior Consiglio, ma anche tutte le leggi locali, gli statuti di Vicenza, gli statuti degli ecclesiastici. Insomma, in qualche modo, attraverso un'operazione in apparenza veramente originale, per ottenere fedeltà, diciamo così, legittimità, gli austriaci riattivano un circuito di tradizioni legali apparentemente arcaico, non più funzionale, perché non c'erano più le magistrature veneziane che attraverso dei sistemi complicatissimi di appelli, di controappelli, di regolamenti normavano e giudicavano controversie sulle acque, sui boschi, sulle strade, sulla giustizia, sui fideicommessi, sui testamenti. Come dire, viene riattivato un circuito normativo senza più il perno, la carica che lo ritmava. Gli effetti sono molto interessanti, ma ovviamente non è qui il tempo di parlarne, ma solo per dire che c'è... È rimasto poi in vigore questo editto per 8 anni. Per 8 anni. Cioè finché non tornano i francesi nel 1806, sì. La legge straordinaria, diciamo così, delle province austro-venete, come erano chiamate, quindi da Verona fino a Monfalcone, sostanzialmente era la legge veneta. E la cosa divertente è che quando qualche altro suddito dell'impero arriva a Venezia e dice ma io vorrei fare questo come è previsto in Carinzia, dice no, qui non siamo sudditi tutti, cioè, gli ebrei triestini vengono a Venezia perché vogliono aprire bottega e dice no, non può, perché qui c'è ancora la vecchia normativa. Dice, ma scusi, dice, io faccio il farmacista a Trieste, c'è un caso famoso, faccio farmacista a Trieste, ho una bottega, voglio venire qui, ma qui non può, perché qui c'è la vecchia normativa. Sì, creava degli effetti paradossali, perché poi è vero che è così, ma poi fino a un certo punto, perché poi pian pianino c'era come una specie, come diceva Musi nel suo grande romanzo L'uomo senza qualità, un'azione parallela, 2 livelli, no? Ecco. Ma questo qui è piuttosto interessante quello che stiamo dicendo. Ma perché lo cito incidentalmente? Certo è un momento di snodo di questa storia di passaggi, no? Che fa vedere come le memorie individuali o anche collettive in questo caso in qualche modo incrostino dentro le istituzioni e facciano tutt'uno con loro, no? Ecco. Ma perché lo sottolineo, al di là della curiosità? Per collegarmi appunto alle conclusioni di Michele, e cioè di questa sorta di una lunghissima, forse arrivata fino a noi, no? Almeno dal punto di vista politico, ma pensiamo anche ai microsistemi economici, no? Che hanno caratterizzato invece lo sviluppo veneto negli ultimi 50 anni, no? Da regione arretratissima da un punto di vista o abbastanza arretrata, forse meno arretrata di quel che si pensi, ma insomma da un punto di vista produttivo a quella che ha probabilmente la maggior crescita nel prodotto interno lordo, no? È stato così fino agli anni della recente crisi, no? Allora c'è questa sorta, come dire, di microlocalismo, di microappartenenza locale, che ha delle radici molto risalenti, molto lontane, che finiscono col costituire una specie di tessuto culturale, politico, antropologico, di modo di associarsi, su cui possiamo dire molto. Bisognerebbe discutere il ruolo che ha avuto un'istituzione, soprattutto nel Veneto, come la parrocchia, come questa è stata regolata nei suoi rapporti con le magistrature veneziane, come questa è entrata nei regimi di cui abbiamo parlato, ma c'è questa cosa. E questo credo che sia un elemento piuttosto interessante, vedere come questa sorta di cellula base, potremmo dire, no? Questa è un'ipotesi che possiamo fare, sia rimasta sostanzialmente resistente, permettetemi la metafora, ai vaccini, cioè abbia continuato a vivere nel corso di tutti questi anni, di tutte queste trasformazioni e modifiche della società e del potere. Tanto che Daniele Manin, che tu hai citato, proprio in occasione di un famoso convegno, scrive un saggio bellissimo che si intitola Venezia e le sue lagune.
In Venezia e le sue lagune Daniele Manin cosa fa? Recupera, pur da democratico borghese, la tradizione del diritto lagunare, del diritto veneziano, e cioè il modo di fare giustizia più giocato, come dire, su degli elementi equitativi, non dotti, sulla ricerca della mediazione, dell'umanità, eccetera, eccetera. Quindi ci sono degli elementi che la relazione tua di questa sera credo abbia sollecitato in tutti noi. Abbiamo 10 minuti, un quarto d'ora, prima di concludere questa lezione e anche il corso, per cui domande, curiosità e, come dico sempre, anche se ci sono obiezioni e critiche e altre visioni e altre interpretazioni sono ben accolte. Qualche domanda? Qualche curiosità? Ho dovuto sintetizzare un po' tutto così molto velocemente, ma stesi tutti. Stesi tutti. Potrei interrogare a salti. Beh, se non c'è nulla, se non ci sono curiosità o questioni, vi ringrazio per essere venuti anche oggi a distanza, come dire, di un mese. La pace ci chiama a manifestazione. Sì, e speriamo veramente, l'ho detto alla fine del corso dell'anno scorso, ma lo ripeto, speriamo di vederci il prossimo anno senza più molte limitazioni e mi auguro io di escogitare, di immaginare un argomento interessante anche per il 2023, se avrò anche nel 2023 questo incarico. Benissimo. Grazie allora. Grazie a voi. Buona serata.